Avesse voluto fare l'artista, ma poco meresse che la fosse stata meglio in un palcoscenico quanto più vasco era possibile. Uno che fosse sceso quasi sottoterra, o una da parte che stiva scura e a nessuno avrebbe mai ingarrato a lavorare. O pubblico che avesse pavato per sentire cantare, a essa l'avrebbe avuta raurienza solamente, scordandosi completamente, e chi era o chi non era, che la bella pucella che lasciava pietta. A sotto a chi le due maloncelli che si piavano tutto la dinanzi, e che essa si teneva dentro a chi lo reggipette troppo consumato. Un affare proprio che aveva fatto a Cattanna solo mercatino 3 anni prima. Chi lo cacchio reggipette, che se ne si fatto un po' ciucciato l'ella, ma era praticamente una misura e mezzo più piccerella della sua. A pugneva fino alla fa assai male, come si teneva tanta punessa appezzata tutta per dentro le spalle. E la tirava tutto per basso facendo venire lo scartiello, senza che esso poteva andare in da spazzatura, per mezzo che i soldi panati che ci voleva comodo, lo stesso non teneva a due chi a pigliare. Avessero potuto all'ucco nome suoi, la varrina potuto sbattere in mano loro sana, ma chiunque fosse aiutato alla sentire, si avesse avuto sempre a ricordare che troppo spettacolo che la sarebbe tornata a essere la persona scornosa che era esso veramente, una scornosona mai vista. Una che non si ricordava nemmeno l'ultima volta che si aveva vista essa stessa a Nur, per che la si lavava a piezza, prima un raccio, poi una coscia, e rimanendo sempre pur di mettere i piedi. A dove la povera assai che traseva in terra, con sorore vicine, si faceva tosto come a cavace. Tanto che per far asciugare anche la carne fuori una volta, succedeva spesso che si faceva la capretta a pomice, passando la tovaglia una partanata, per restare comigliata, con tutto che in casa stava quasi sempre sola.